Assessore Sciauli, la presenza quest'anno del Friuli Venezia Giulia Vinitaly ha, se vogliamo, un significato ancora più importante. Beh, intanto è una presenza davvero significativa, quasi 200 aziende, di cui 106 nello stand collettivo organizzato dalla Regione attraverso l'ERSA, quindi anche dal punto di vista numerico un grande successo e secondo me anche un comparto vitivinicolo che vuole presentarsi insieme. Il presentarsi insieme ci ha portato anche a uno straordinario risultato, che è quello dell'ottenimento finalmente della DOC Friuli, o DOC Friuli Venezia Giulia, che ci permette non di obbligare nessuno a abbandonare le proprie peculiarità, ma anzi addirittura enfatizzarle, e però permettendoci di presentarci sui mercati nazionali e internazionali in maniera finalmente unitaria e compatta. Credo che sia un risultato molto apprezzato dalla filiera vitivinicola, è un risultato che aspettavamo da molti anni, ma penso che anche l'attenzione per lo stand del Friuli Venezia Giulia, le parole del Ministro Martina, che ha citato l'Università di Udine e l'innovazione e la ricerca fatta in questo settore dalla nostra Regione, credo che siano i viatici migliori per una stagione che ci sta vedendo crescere anche in termini di export, perché siamo la seconda regione italiana come aumento dell'export sul vitivinicolo.